Ci ha visto seduti per terra, questo la dice lunga su com'è la situazione. In questo momento siamo tutti a terra. Cos'è che chiedete? Di lavorare. Io purtroppo ho già chiuso le serrande del mio ristorante, un ristorante a Mestre, e mi sono trovato a chiudere perché non ce la faccio, i costi sono superiori alle entrate. Le storie e le esperienze che si intrecciano tra gli addetti alla ristorazione e ai pubblici esercizi del veneziano in protesta contro il nuovo DPCM che impone la chiusura alle 18 possono forse variare in qualche dettaglio, ma spesso purtroppo l'unica differenza è tra l'aggettivo grave e gravissimo. Situazione drammatica sia per quanto riguarda i pubblici esercizi, quindi ristoranti e bar, e soprattutto per il settore che io rappresento oggi, che è il settore dei catering, quindi faccio parte dell'Associazione Nazionale Catering e Banqueting Nazionale. E anche lì c'è una situazione drammatica, nel senso che è ancora peggio, nel senso che noi siamo da quando c'è stato il lockdown di marzo che siamo fermi totalmente. Una piccola ripresa c'è stata d'estate con la mostra del cinema, ma insufficiente di fronte ai mancati introiti di un anno terribile, come spiega Matteo Secchi di Venezia.com, impegnato anche lui nel ramo turistico. Siamo molto preoccupati perché non siamo riusciti a far musina per l'inverno, che di solito storicamente d'estate si lavora tanto per far musina per l'inverno, e abbiamo davanti un inverno disastroso e con le casse vuote e con i proprietari che vogliono gli affitti, le bollette che corrono, i prestiti che vanno avanti. Siamo sull'orlo del precipizio. Un precipizio dal quale forse ci si potrebbe allontanare se invece che alle 18 l'orario di chiusura fosse spostato perlomeno 3 o 4 ore più avanti. Sarebbe sicuramente una soluzione, anche perché ricordiamo che i ristoranti a mezzogiorno sono tutti aperti al momento, di conseguenza questo nuovo decreto mette in difficoltà perché la gente non capisce la differenza che ci può essere tra mezzogiorno e sera, visto che comunque tutte le norme sono rispettate. Nel momento più difficile per l'economia cittadina, l'assessorato al commercio del Comune di Venezia è stato assunto da un paio di settimane da Sebastiano Costalonga. Noi stiamo parlando con la Regione Veneto per vedere se riusciamo a fare qualcosa. Lo Stato deve fare un passo indietro e questo dimostra attenzione verso la cittadinanza. Se va avanti così è tutto sbagliato.